Buonasera a tutti, oh che belli, finalmente una giornata che c'è un po' di... Scusate se non siamo giù, avevamo già preparato tutto e poi c'era il tempo, avevamo paura, io l'avrei fatto giù perché sapevo che era così comunque, vabbè, andate così, siamo qua dentro, siamo più sicuri. Al termine di tutto avremo un piccolo rinfresco che comunque serve fuori giù. E niente, vi ringrazio tutti. È il nostro quinto tentativo di fare questo raduno provinciale, quindi gli anni ci proviamo. Abbiamo già dal primo anno che vengono sempre il Cenacolo di Poeti Veronesi Berto Vapparani, la Corte Vecchia anche quest'anno sono presenti, e poi abbiamo due di nuovi, le Muse di Isola della Scala, e poi abbiamo i nuovi i gioiosi. I gioiosi, di Corte Gioia. I gioiosi, è scritto in una maniera, i gioiosi di Corte Gioia. C'è il raglio dell'asino e ok. Che poi da quello che ho capito ci dovrò fare anche una piccola sorpresina o qualcosa, non so nulla, adesso lo vedremo. Dai, comunque ti lascio la parola a te e prego, serve un leggino, casomai tanto nel frattempo vado a prenderlo. Allora incominciamo col gruppo del Cenacolo Berto Vapparani di Verona. Abbiamo la presidente di questo gruppo, Aldira Venturi. Scusate, allora ripeto, grazie mille per l'invito. Per noi è un onore essere qua. Parole senza velo. Lei ma sa serio sto vecchio castello, gli manca proprio l'antico slusore. Proviamo verso che il freddo cancello, portiamo qui dentro un po' di calore. E se vi impissimo un fuoco slusente che riesce a farciare fin sul cielo, che possa scaldare il cuore alla gente, portando notizie senza più velo. Guardare le torresine colorarsi, sentire scaldarsi i muri pian pianino, le nerladure rosse imborressarsi, finché al pensiero si sfanta il rosetino. E se non arriva il vento, il fuoco va a colorare de rosa la città. Maestri, vicepresidente. Prego. Le mie poesie sono in italiano, ve lo premetto perché... Mamma Verona. Mamma Verona. Io, viandante fra i vermi, in quel limbo frugo a mostrare ai vostri occhi e al cor il mio sentire. Varcai la soglia dell'immenso dinanzi al tuo respiro, oh, grande splendida madre, infiniti e morbidi suoni da udire e tocchi di magico colore da donare agli occhi. Serpenti d'acqua, case, chiese, ponti riflessi e poi, qua e là, tibi e cipressi a incorniciarti l'anima, Verona d'amore ardente. Or qui riposo, mia città, tra le tue braccia morbide, nel tuo sospiro fuso al mio, e dolce nel sussurrarti grazie, mamma Verona. Gerlanda, ciaupa. Neanche le sgrinfe del tempo può scancellare dalla lavagna dell'anima fette di vita e facce decina camminà da rente. Rivedo il tuo sorriso decente, sento la tua mano contelarmi lungo la strada ledra delle buse, darmi sicurezza e sbiadirmi la paura dei temporali. Ti rivedo nei miali dei medi butteletti, sotto un tavar di lacrime sute, né di carta ai fondi, e incoragliare la famiglia, da carcerotti le coccole, e impissare un fulminante di speranza. Anche dal mondo dei giusti, slungami ancora la tua mano, papà, giutene a stare in piedi, adesso che un vento catio suppia, senza creanza, sorelle vive. Grazie.
farai presente del La forma di Down. 70 anni. Un bel dito della volta diceva che a 60 che non avesse poteri e che a 70 siamo ancora che se si vive in modo che il ginzo meno. Le come il mondo scrisse Cauria facendomi tornare agli anni bei, sempre suoi per quanto vive spei, coi dolci strapini e maraviglia. Uomini e donne si diventa, dopo i 20 parlare verso i 30. E ora voglia se si descanta per stare al mondo negli anni degli anta. E se si quieta, dopo tante prove, quando si passa i 69. Mario Pissoli. La bella stagione. Venirà il caldo di quest'inverno, imbatucati e intabarati come pagliazzi in mezzo ai campi. E il caldo ne arriverà. E adesso sbremo, che morremo tutti, e son che se mettiamo in frigo. Ma il frigo dove stiamo tutti? E allora qualche tu, bisogna che muora guareto. Dai, che non la conta ci che tocca. Forse le devi portare pazienza, che dopo l'estate solito arriva l'aria fresca e ritornema a mettersi la giacchetta. Dai, portiamo pazienza. Non vi ricordate più dei tempi passati, quando c'erano i ventilatori, e neanche i condizionatori in casa? Ma sapella va, amici cari, siamo inviziati come i butini, siamo mauri e gaimada esempi sani e buteletti. Non stiamo a fare i vecchi senza star lei, e mi ha fatto tante robe belle, e mi ha vestito l'Italia come una regina. Anche se qualche Lazzaro e cercava di rubargli mutande e vestina. Breve, così almeno. Cornisa da sonno. Cerini impissati se stea nel lago, slusini d'argento secuna sull'acqua, struccando veloce alle barche che ponsa. E perle infilare nel fil della notte, far da corona a ci innamorare. Un cielo infiammato facciaro sul molo, una coppia se basa, Lufiane e Stolaro. Mirella. Poesia. Poesia, nata per caso a sfogar pianti repressi e malviventi. Poesia, a raccontare d'ogni evento reazioni e sentimento. Poesia che osserva, guarda, fruga e talvolta ascolta anche il silenzio. Poesia che si espande a divulgare il suo magico potere. Poesia empatica e salvifica, che esterna, trasmette e apprezza. Poesia che racconta d'anima e natura la più pura bellezza. Poesia, parto del cuore, respiro inconfondibile, balsamo irrinunciabile. Parole a Remingo. Rancuro parole né a Remingo nel dello del coro. Parole buone come castagne, neni ed emeni, sono ai labbri dei neveci. Parole in profume di terra racco verso sigaloso, strapegato da una magra manza. Dresse le parole, pare fole, scoltee fra panocce e scartossè, sotto un portico biotto, là, andò smorosana, le stei, sape, e sbagliere chiede. Arente a una cariola con la rua si folina,
indormensà sotto un insoleto, le terraine in gringoli. Parole forse stracampie, ma impregneran saorde e sta amorose, ormai fuori dai giuli, senza voce, ma li respira ancora. Non mi piace sentir spiegarsi senza conser drento un manestron de parole foreste, ma solo tendri eti de famiglia. Ancora mi sono svelato, non so in dove. So solo che era un caldo di che e che era un nebbioso come quando piove che non ne faceva vedere neanche ieri. Mi arrivava gente con rossi montei e che spuntava da sotto le cue e gli aveva due corni in mezzo ai caì, così come pensava qualche brutta noi. Si era all'inferno e dopo da minosse sono stato condannato come niente fosse a restare su per sempre nel budello. Signor giudice, voleva fare appello? No, e poi implorarsi mai clemenza e allora lassù gli cambia la sentenza. Mario Bisciotto. Il vecchietto. Questa è la storia di un qualsiasi vecchietto dai ricordi smarriti nel tempo. Sentieri lunghi e tremoli, come la sua testa, ormai vuota, come una vela senza brezza. Ci vorrebbe una zitella, brava e bella, da scaldargli la minestra quando si sveglia, con un sorriso dagli occhi dolci, poi una fettina di tiramisù, per ricordargli la gioventù, quando la notte era sempre un cielo fiorito di stelle, tra carezze e baci, senza freni, con fremiti d'amore. Ci vorrebbe una zitella, brava e bella, per portare l'orologio indietro nel tempo. Così il vecchietto farebbe salti mortali come un giullare, senza reti di protezione, perché metterebbe ali, come fanno le farfalle, sopra quel fiore profumato. Grazie a tutti. Adesso abbiamo il piacere con noi di avere Rosanna Essi. Io non scrivo poesia, scrivo storie, riflessioni, esperienze e altro. Quello che presento è qualcosa di particolare, che è un insieme di tutto questo. Sono argomenti che si affacciano ai pensieri, poco se ne parla, forse perché i pensieri sono impalpabili, arrivano e scappano, poi tornano e di nuovo scappano. Ho provato a imprigionarne qualcuno. Titolo: Amare e vivere. Quante volte sento il bisogno di camminare a piedi nudi per sentir scorrere attraverso il mio corpo uno straordinario desiderio d'amore. Essere innamorati non è una questione di sesso, ma di cuore, che coinvolge tutto, e stare nel mezzo dell'amore ci si sente eterni. È vivere in tumulti di sangue, desideri, ansie, paure e lotte, che sono compagni nelle notti di luce e di bufere. Non si muore mai d'amore, ma di una lunga serie di disagi, paure e tormenti interni. Cos'è l'amore? È una parola indefinita, un nuovo orizzonte, una percezione, è l'infinito, è vedere la purezza della creazione. Ogni musica, ogni poesia è una trama d'amore, è vivere.
Poesia, tu sei dentro e fuori la mia pelle, sei felicità come grido che esce dalle caverne del pensiero. È dialogare con le anime attraverso il tempo e lo spazio. La poesia è una grandissima occasione di vita. Respirare la poesia è vivere. La vita è mistero. Io vivo nella vita, sono il canto della vita. Voglio vivere nel vortice, dentro questa storia. Mi piace questo mondo meravigliosamente pazzo e camminare in mezzo a tutto per arrivare là dove splende la luce, senza inginocchiarsi davanti agli altari del sacrificio, della malattia, della sofferenza. Sono cose che passano, non sono la meta. Io nella vita ho camminato a zizzate, forse è così che si evitano gli strapiondi. La vita ci passa sopra la testa e ogni nuvola trattiene ogni nostro episodio. La vita è atrocemente bella e ogni cosa dura in eterno. Su questa strada si può incontrare quell'uomo che disfa gli errori, esalta il bene, lo canta e lo insegna. Si chiama Gesù, il Cristo, e tutto diventa silenzio. Quante volte ho cercato il silenzio nelle tasche della vita e in quel silenzio cerco un paio di ali per volare in un cielo qualunque. Fare silenzio è costruire emozioni e la nostra bellezza è nella qualità delle nostre ammaccature. Fatene ciò che volete. Allora, per 20 anni, anche più forse, ho lavorato con i servizi sociali. Gli avevano dato in consegna dei bambini dei servizi sociali. Questa è la storia di uno dei bambini. È salvata la privacy, non ci sono né nomi né riferimenti, c'è solo la storia. La storia di Joe. La mamma di Joe era molto malata e ogni giorno doveva prendere molte medicine che aveva degli effetti collaterali. Un giorno la mamma di Joe si allontanò da casa e per qualche mese non se ne seppe nulla, con preoccupazione di tutti e un grande dolore per Joe. Un giorno sparì anche Joe, mettendo in moto la macchina per il ritrovamento. Dopo 3 mesi Joe e la mamma furono ritrovati. Siccome lei non voleva tornare, il padre chiese e ottenne la custodia di Joe. Ma Joe era molto cambiato, era pieno di rabbia e di odio, prendeva a calci qualsiasi cosa, urlava e andava male a scuola. In quel periodo lavoravo con i bambini e mi venne chiesto di occuparmi di Joe. Sapevo che sarebbe stato difficile prendermi cura di lui, perché si considerava grande, stava per iniziare la 5ª elementare. Fu un anno di guerra su tutti i fronti, totale, spietata. Lui che non voleva saperne di me, io che cercavo di conquistarlo. Ma coi suoi precedenti
come potevo infondergli fiducia? Quando urlava cercando di scappare, lo tenevo stretto e gli sussurravo parole da mamma. Diceva che ero brutta, vecchia e cattiva. Lo dicevano anche i suoi amici. Rispondevo che era vero, aveva ragione, ma io gli volevo bene lo stesso. Cercava di spaventarmi dicendo che chiamava i carabinieri e mi denunciava, perché lui il loro numero ce l'aveva sul telefonino e me lo faceva vedere. Forse da loro si sentiva protetto. Era spaventato e alla sera gridava che non sarebbe più venuto. In realtà si ripeteva ogni giorno. Sembrava si vergognasse di farsi vedere con me, a salire sulla mia bici. Diceva che i compagni lo prendevano in giro. Lo rassicuravo dicendo che erano solo gelosi. Avrebbero voluto salire loro sulla mia bici, perché era magica, fatta apposta per trasportare bambini. Passò un anno dove mi ritrovai con le braccia graffiate e il fiato corto, ma mai e con mia sorpresa mi era passato per la mente di rinunciare di occuparmi di lui. Poi cominciò le scuole medie e fu affidato ad altri. Era Pasqua. Ero seduta in giardino. Erano passati quasi 4 anni quando si presentò al portone di casa mia. Incredula, cominciai a stringerlo, abbracciarlo, baciarlo, con un nodo alla gola che mi impediva di parlare, e mi sentivo il viso bagnato da chissà che cosa. Non capivo se erano le mie lacrime o i suoi baci. Gli chiesi tante cose, mi raccontò tante cose, poi si fece silenzioso per un po'. Quando parlò disse: ho tentato tante volte di venirti a trovare, ma non trovavo il coraggio. Ti ricordi quando venivo da te? Risposi: Gio, pensi che lo possa dimenticare? Assorto, quasi parlando a se stesso, sussurrò: penso di no, ma ero troppo piccolo per capire quello che mi hai dato. Dio mio, non so cosa posso avergli dato. Quello che so è che nel pensare a lui mi ritroverò sempre quel nodo di commozione alla gola che rende gli occhi umidi. E adesso un po' di musica. Amen. E vogliamo come le farfalle. Greggio e Ferrigato, Santoria. Prego. Comunque lui è Alberto, io sono Claudio e le nostre sono canzoni di sartoria, perché abbiamo l'ambizione che quando le scriviamo, perché sono canzoni nostre a parte 2, che vadano bene un po' per tutti, specialmente per voi che siete qui e che vi ringrazio, a nome nostro e a nome di tutti i poeti che sono presenti. Jerry lo ringraziamo alla fine, forse. Vi ringrazio io. Comunque, la prima canzone che presentiamo l'ho scritta un bel po' di tempo fa e con questa canzone ho vinto anche qualche premio in vari concorsi che ho partecipato, specialmente per il testo. È una canzone che sembra che parli d'amore di una donna, delle solite cose, invece no, parla della vita. Se la ascoltate bene è proprio la vita che diciamo. Si intitola
osservare tutti quanti e non ho sistemato il mio prima. Cose che succedono in diretta. Prova il tuo microfono, prova. Sì, prova. Si sente? Sì, dai. Si sente che sono veronese? Sì. Ok, ci riproviamo. Sì. Scusate. Giusto, si chiama non ti devi preoccupare, infatti noi eravamo molto preoccupati. Ti ho visto camminare nella pioggia, bagnarti e ridere, guardando l'orologio fermo, sempre alla stessa ora. Sfidare il rosso dei semafori e poi chiedere a tutta quella gente, chissà dirgli dove incomincia il cielo, spiegare che ogni cosa appartiene allo suo tempo e che c'è tempo per capire ogni cosa, perché vivere non è mai stato come avere. Se ti ho fame a volte sei talmente bella quando fingi di andare via e gli attimi diventano stagioni. Sei fredda ostinazione nel mostrarti come sei, il gioco che non ricordavo più. Mi hai insegnato a immaginare la vera forma del cielo e della terra, dell'attesa della gioia e dell'abbraccio del dolore. Se quando c'è bisogno solamente di qualcuno che ti dica sottovoce non ti devi preoccupare, ti ho aspettato come un cane alla catena, come un cervo spaventato dagli spari. Mi dispiace se non ti ho riconosciuta, quasi mai sei una nella notte che si specchia dentro il pozzo, il sasso che frantuma il suo riflesso. Gli occhiali rotti e gli occhi vuoti che non sai più riaprire sul mondo e sulle sue contraddizioni. Sei il tempo che sappiamo solo quando ci appartiene, la fortuna che ci nevica nel cuore, i fuochi d'artificio che incendiano la notte. Vedrai, la vita ti sorprenderà, ti sorprenderà. Ti sorprenderà, devi solo crederci. Devi solo crederci, devi solo crederci, devi solo crederci, devi solo... Grazie. Andiamo avanti con altre due canzoni, poi cediamo il posto ai poeti. E la seconda canzone che presentiamo si chiama Un salto nel vuoto. Sì. E l'ho scritta in un momento
bruttino, che però i momenti brutti per fortuna passano, a volte restano come cicatrici, ma a volte è anche bello ricordarli perché ci fanno fare un passo avanti in quello che è la vita. Un salto nel vuoto. Qui ci sono le basi, perché Alberto suonerà sempre la chitarra dal vivo, io canterò dal vivo anche lui poi, ma le basi le ha fatte tutte lui perché è un po' l'istrumentista, poi vi parlerò anche di lui, per me. Io un bravo fiore, sì. Salve a tutti, come avete visto abbiamo iniziato il chiostro di poeti, diciamo qua nel gruppo, col raduno provinciale, il quinto raduno provinciale che facciamo tutti gli anni. Dovevamo farlo in questo bellissimo cortile del chiostro, ma sembrava che piovesse, invece adesso è arrivato il sole, ormai e ci siamo portati dentro. Comunque c'è un bel po' di gente, ci sono 4 associazioni, le Muse di Isola della Scala, l'associazione Berto Barbarani Poeti Dialettali di Verona, e la Corte Vecchia e i Gioiosi di Corte Gioia. Sono 4 associazioni che hanno aderito, più poeti liberi che sono venuti per conto loro, più i poeti del nostro chiostro del nostro gruppo, il chiostro di poeti. Niente, vi rimetto ancora in diretta. Io sono già Ribrienti responsabile del chiostro di poeti, l'evento organizzato da Pianura e da Viviamo la Pianura, le 2 associazioni che insieme con Libri da Gustare. Un ringraziamento all'amministrazione comunale e niente, faccio andare ancora un po' di diretta sperando che vi piaccia. Comunque sul nostro gruppo sarà fruibile per un mese. Ciao ragazzi. Facciamo la terza, poi largo il voi. E anche perché siamo costretti. E questa canzone si chiama Pensieri ridicoli. La prossima volta tu ti metti alla mia destra. Si scopre di vivere, o della vita
in questo mondo imperfetto, incredibile, dove nessuno nasce infallibile, c'è sempre un senso in tutti perché smarriti per strade che non puoi conoscere, mentre ti cerca un miracolo, ma tu non lo sai. Senza la musica io resto mutante, anonimo e scolo, come un grillo parlante che ha perso il cappello e la sincerità, ma il dubbio di avere sbagliato preghiera mi prende le spalle inchiodandomi un muro. C'è gente che non prega e non sta così male, e mentre mi avvolgo in pensieri piccoli, il mare magnifico e il giorno schiacciante su di noi, su di noi. Il tuo sorriso un potente incantesimo e caccia via per sempre la notte di spiriti. Quando mi guardi le stelle appaiono e non resta più niente da aggiungere al cielo. Assieme a te tutto è denso e purissimo e voglio amarti fino a sembrarti ridicolo. Dentro quel sogno che dura da secoli, perché senza te sono ridicoli i sogni venuti. Perché senza te sono ridicoli i sogni perché senza te sono ridicoli i sogni perché senza te sono ridicoli i sogni Grazie. Adesso abbiamo il piacere di sentire la signora Lucia Dal Bosco. Questa poesia l'ho scritta nel 2021, l'ho intitolata Una perla sul cuore. Nella culla del cuore riposa un mistero emozionale, delicato respiro, inninna nanna d'amore. Lucenti iridescenze, tenue trasparenze, fluttuano di luce, disegnano giri di pace. Arcobaleno colorato, si delineano i pensieri, svela bellezza primaverile sui bordi dell'anima. Vaporoso volo di intrecci, passo felpato tra le ombre delle nuvole terrene, e il radioso sorriso del sole in alto sopra il cielo del cuore. Ricerco il mistero da svelare, la caratura del valore, l'espressione nelle forme, nel colore, frammenti di luce sul percorso esistenziale. Desidero fermare sul pentagramma del cuore note musicali per danzare leggerissima sopra il filo spinato di questo strano andare, giù nell'abisso interiore della mia essenza spirituale, nella fragilità del corpo, nell'oro del cuore, ritrovo la mia parte migliore. Questa poesia l'ho scritta nel 2017 e l'ho intitolata Metafora marina. Nel mare della vita tutto scorre e va, nella danza increspata delle onde, modulata da folate di vento,
La scena che si presenterà sempre diversa sarà. La brezza emozionale dell'aurora dischiude il sole di un sorriso. Si riparte per una rotta sconosciuta, con il coraggio di amare ciò che vorrà arrivare. Cogliere il bello di questo nostro strano mare, rimanere sulla barca a vela quando imperversa il temporale, sostare in silenzio per ascoltare l'onda calma danzare sul cuore. Gitana colorata, sempre innamorata, la vita sorprende e affascina con intenso repertorio musicale. È un invito a danzare anche quando sulle ciglia arrivano piccole stille di lacrime. La chiamata della vita è da onorare, la fragranza della sua preziosa essenza proviene da un bellissimo fiore universale, chiamato dono d'amore. Grazie. E adesso, a sorpresa, il gruppo I Gioiosi ti invitano fuori dalle porte, che spartiranno sorrisi, coriandoli e anche sorrisi. E allora qui andiamo, attivate con stile e si rialza con un brindisi. Chi non ha niente da perdere, tranne la reputazione. Adesso andiamo compari, stanotte rubiamo i sogni ai poeti e le scarpe agli sposi innamorati. E domani dove ci troveranno? Forse sotto un tavolo o in una commedia mai finita. Andiamo, Bene, ci riaccomodiamo ai nostri posti e proseguiamo con Mario che presenta le poesie. Riprendiamo con le canzoni. Questa che presentiamo adesso l'ho scritta prima del Covid, quindi neanche tanto tempo fa. E tutto è nato in una notte di ottobre. C'era una luna incredibile. Quando sono uscito ho visto questa luna e ho detto qua me la prendo con le mani, e invece non è possibile. Però i pensieri cambiano il mondo. Io sono andato al pianoforte, mi sono messo a suonare, sono venute fuori le parole, poi corrette il monologo. Insomma, questa è la canzone che si chiama Ogni pensiero cambia il mondo. Devo
accendere il mondo, ma io volevo fare pace con me e racconteremo i monti e soli la voce straordinaria che grida nella storia, mi nascondi della mia memoria, soffiami la voce volando i ricordi e lunghi angoli di tutte le visioni, provai ad ubriacarmi di parole e musica, pregando qui di non smarrire. Adesso arrivano due canzoni di Alberto. Vi avevo detto che vi parlavo un attimo di Alberto. Non so se avete sentito come suona. È un allievo di Gilmour, Pink Floyd, insomma, suona con la chitarra. E poi, quando c'è stato il terremoto del 76, mi pare, in Friuli, lui a Badia ha sentito la casa tremare. La prima cosa che ha fatto, ha portato fuori in salvo la chitarra. Poi è andato a prendere l'amplificatore, poi non gli interessava più niente. Bene, la prima canzone, lui ha fatto la musica e io ho fatto il testo. La seconda canzone che presenta ha fatto tutto lui ed è anche bravo. Buon ascolto. Grazie di questa bellissima presentazione, Claudio. Sopra i tavoli del bar, un bisogno di musica, voci e gente intorno a me. C'è una ragazza che ogni tanto mi sorride, passando occhi quando non certo tu non fai così. So stare un'ora senza te, tutto intorno a me, io fermo immagine, mentre mi allontano da solo. Incontrati adesso immagini di un sogno,
Ok, questo brano l'ho partorito dopo tantissimo tempo. La musica era anni, un paio d'anni che avevo in testa, i versi invece no. Purtroppo come si può dire, gli eventi attuali mi hanno stimolato a scrivere versi di pace. Adesso diamo voce alla poesia. Guardiamo qui a Simonetta, Raffaella, ci sono. Prego Simonetta. Del cantino, te lo dico quindi come Serenino,
Ecco qua, una poesia scritta per un concorso, si intitola Come Candido Aquilone. Gentilezza, sei compassionevole sguardo posato sugli altrui volti, leggero, incontaminato, inafferrabile, come candido aquilone nell'immenso. Gentilezza, che sgorghi da un cuore nobile, che vuole restare anonimo. Gentilezza, che non ti curi del ricevere ricompense, né dell'essere ricordata, già che sei viva e presente nel quotidiano agire. Gentilezza, ti riconosco, in una mano tesa, in un grazie solo bisbigliato, o nel sorriso accennato di mia madre per me sola al mattino. Provo a fare una roba strana, lo capisco come il dialetto. Capite il dialetto veneto, un po' strano, mantovano, ferrarese misto? Proviamo, dai, visto che io... si intitola Maledetta valigia, maledetta valise. Tutti anche nella stessa folla. Prima di partire per le vacanze, agè la gran cerimonia, la valise da fare. Allora, scomincia con le mutande e la biancheria, da quella che vuol tanta, per mica far brutta figura. Poi i costumi all'ultima moda, le sate da mare, magari l'infradito. Perché Santa Diaminga, rispetto a Chialta, a te senti un po' svilito. E sga sempre paura da dismangar quelli. Aspetta che metta subito i schemi e i documenti. Anche un vestitino elegante per avere un'aria importante. Anche sta, finalmente, ho finito la mia solita valise rossa, con la giacchettina appesa al sapiovi. Beh, insomma, a sempre partiti tutti i gasati. Tanto stavolta, tutto il necessario all'importare. Ecco, a Sembrià a destinazione, a Pens, al mar le belle in ogni stagione, a guardadre, sul sedile da macchina, partorno al caplin per al sol, e in corsa, rabbiosa da buon, con di smangare ca la maledetta valise rossa davanti al portone. Adesso abbiamo con noi Annalisa Olivieri. La mia compagnia, settimana burrascosa, alti e bassi, lottani, ospedali senza voglia del vivere. Ho bisogno di una mano. Portate pazienza, sono solo uno sbaglio. Non ho tutti voi miei amici cari. Un attimo, perché non sentono. Bisogna che guarda sempre. Allora, alla mia compagnia. Alla mia compagnia, settimana burrascosa, alti e bassi, intrattabili, ospedale senza voglia del vivere. Ho bisogno di una mano, portate pazienza, sono solo uno sbaglio, ma ho tutti voi amici cari. Nicola per primo a sostenermi, Graziella che trova sempre un posticino dentro il suo grande cuore, Maria che mi sostiene e mi fa di buoni pensetti, Mario che mi consiglia anche se gli rompo le scatole, Elisabetta e Ilario, Fiorenza, Carletto, Sonia, mi sostengono tutti con le loro parole. Non voglio arrendermi, non voglio perdere la corsa della mia vita. Cosa vi devo dire, amici miei? Il mio amore è grande e chi lo do se non a voi? Non abbandonatemi mai. Siete la mia saggezza. Senza di voi sarei finita in quel maledetto buco nero. Grazie a tutti voi, vi voglio un mondo di bene. Grazie. Adesso chi non ha letto le poesie venga avanti. Presentati. Allora, mi chiamo Maurizia e vengo dall'isola della Scala.
il focolare della mia infanzia. Adesso, che non sono più una cucchiaita, ogni tanto verso il libro della memoria e capto il bel focolare di casa mia, alto, grande, tenuto su da due grosse gambe da leone e in parte la cassetta delle stelle. Di fianco due careghe colleghe piene di robe da sudare e la sera ne stagnare la polenta da secose, lenta e ben mischiata. La mattina per colazione è il latte nella ramina che boe, arente l'osso che si scalda e sopra le brase la gradella piena di polenta brustolata. Nei mesi freddi, in giassè come grole, davanti al camino si scaldai per parar via gli oletti dalle mani. Che bei ricordi, le sere erente a Natale, a Santa Lucia dal camino, ne buttava su qualche mandarin, mandrigole e carogole, col boresso di tutta la famiglia. Sarà perché sono invecchiato, ma mi pare che la poesia del focolare in pisso di quei tempi la sabbia smorzata. Adesso questo un attimo. Essere complementari. Uomo e donna il Signore ne ha fatto, non uguali, ma complementari. Sta parolona sa vuol dire. Adesso ve lo spiego io. Sadito, vieni al cinema con me, che sai che non mi piace, baretti. Guarda che bella giornata, devo fare un giretto. Ma mi quasi quasi ho il letto. Stasera vedo la musica in un paese qua vicino. Se te avessi mai come te dire, avete fermaresti un pochettino. Non ve ne posso più. E crio. Lui tase e va fuori dalla porta di dentro. Allora il fumo mi va sopra. E quel che alle orecchie non mi arriva, io le spalle e mi sono scova. Pianino il boiore si svanta, e il cuore si sora, mi scorro le spalle e lo mando in mandra. Sarà che complementarsi fa rima con arrabbiarsi e perdonarsi, ma che fatica che le volte catarsi. Un caro saluto a tutti, io sono Luciana Russo, anch'io vengo da Isola della Scala. Vi leggerò come prima poesia Autunno. La saggezza dell'autunno placa il turbinio e l'impeto del mio cuore. Il sole d'agosto ormai trova riposo. Io, attraverso il viale solitario, ascolto racconti sussurrati da una tiepida brezza. L'orchestra della natura si mostra con note celestiali e le timide foglie si piegano alla caducità del tempo. La tela della natura si tinge di caldi colori ed io, col pensier mio, ne accolgo il riflesso, ormai scolpito nel mio cuore. Le linee della vita. Io scrivo questa cosa, ho scritto questa cosa perché sono una pittrice, per cui i disegni, le linee per me sono pane quotidiano. La penna descrive linee indefinite, illusioni di una vita. Le forme si dissolvono o appaiono frantumate. Nel foglio di un'esistenza ormai vissuta raccolgo gli argintiti colori. La splendente luce solare percorre il sentiero dorato e l'infinito si impregna di me. Voglio raccontarvi un aneddoto sulla storia di Gio. Lui e il papà vivevano in aperta campagna. Gio aveva 2 galline. Alla sera, quando il papà lo veniva a prendere, gridava: non vengo più, non vengo più, non vengo più.
Il giorno dopo si presentava con le uova delle galline. C'è qualcun altro che deve leggere qualche poesia che vi è smarrito? Abbiamo letto tutti? Una sola. Prego. Una sola per fare onore alla nostra socia della Corte Vecchia. Va bene. Faccio parte dell'associazione La Corte Vecchia di Gazzo Veronese e tanto mi sentite? No? Bene. E niente, solamente una poesia da parte mia, una da parte di Dani, e la nostra socia Emanuela Menini, che ha scritto questa poesia 21 maggio 1991. Anche questo è teatro. 21 marzo 1992. Io la trovo attualissima. Ed eccoci qui, strozzati dall'era moderna, in attesa della distruzione imminente. Saremo inceneriti, annientati e polverizzati. Lo scempio ci sarà e per mano nostra. Noi vogliamo che sia così. Scienziati, geni, professori e dottori, tutte persone intelligenti, uomini di cultura, hanno lavorato tutti e studiato perché questo avvenga. Un rimedio ci sarebbe. Tornare tutti ad essere dei buoni, sani e genuini ignoranti. «6 marzo 1992. Vi prego, non svegliatevi. Sto così bene con gli occhi chiusi. Posso andare dove voglio e quando voglio. Posso fare qualunque cosa. Tanto nessuno mi può correggere o giudicare. Non chiamatemi. Non voglio rispondere. Non guardatemi. Tanto non vi vedo. Non provate a toccarmi. Credete, mi allontanerei. E non cercatemi. Non mi troverete se non lo desidero io. E allora lasciatemi stare. Lasciatemi sognare. Non sarà così dolce il mio risveglio. Torniamo in piedi, torniamo alle ultime due duetti, gli ultimi momenti. Bravi. Il coach sentimentale. Giulietta e Beatrice. Giulietta, dal romanzo Romeo e Giulietta. Romantica, emotiva, impulsiva. Beatrice, dal romanzo Molto rumore per nulla. Sarcastica, esperta, non ci casca più. Luogo, panchina del Verona Love Park. Contesto, Giulietta si è appena innamorata, di nuovo. Beatrice le fa da mentore e cinica. L'ho visto. Aveva gli occhi. Basta. Lui basta. Oh, lui aveva un'altra, sicura? Mi ha detto che era unica. Anche a me. Poi ho trovato l'altra, in videochiamata. Allora, che faccio? 3 regole. Se ti cita Shakespeare, scappa. 2,
Se scrive poesie, cerca l'autore. Se sospira, sei la terza della settimana. E se fosse diverso, se fosse quello giusto? Allora lo saprai perché non dovrai tradurre i suoi messaggi, non dovrai decifrare i suoi silenzi o spiegargli cosa significa rispetto. Beatrice, posso almeno sognarlo? Ma certo, ma però, ma tieni gli occhi aperti, anche mentre sogni, e una scarpa comoda per scappare se serve. E tu? Io sto bene così. Ho un cervello, 2 caffè al giorno e la libertà di dire no senza scusarmi. Magari. Chissà, crescerò anch'io così. Ma no, non crescere. Impara a ridere. Capitolo 1. Non morire per amore. Capitolo 2. Non morire proprio. E se vi innamorate, almeno fatelo con stile. Cambio olio, cambio Puzzler. Beatrice e Romeo. Luogo: officina meccanica, gomme e drammi. Contesto: Beatrice è lì per un tagliando. Romeo ha problemi col cuore e col motore. Il mio motore fa rumori strani, come il mio cuore da quando ti ha vista. Oh, allora ti serve un filtro anti-sciocchezze. Mi sono innamorato al primo sguardo. E io ho forato al primo sospetto. Ma senti come batte, senti! È un diesel romantico! Ma che è un 3 cilindri confuso! Insieme potremmo fare il rodaggio! E finire in panne alla prima salita? No, basta. Dammi almeno il tuo numero! No, picchi sul nome di tagga e se mi segui ti denuncio. Certo che sei proprio la mia carrozzeria ideale. E tu ora urti usato. Insieme potremmo essere un bolide da corsa. Ma magari con l'airbag aperto. In amore come in officina, controlla sempre la pressione dei sentimenti. Abbiamo parlato d'amore, di bugie, di sogni e nessuno è morto davvero, a parte forse l'orgoglio di Romeo. Ci siamo beffati dei drammi del cuore e degli uomini che amano troppo o troppo spesso. Ma ogni battuta era per voi, che siete passati, rimasti e avete sorriso anche solo per un attimo. Grazie per averci ascoltato, riso, pensato e applaudito. Bravo. L'autore dei testi è il nostro regista Vincenzo Marzano. Vado e vivo, anche in piazza, anche con voi. Bravi.
sapere il nome di tutti. Potete dire. Alberto Maria Castellani. Felix. Laura Lanza. Vincenzo Marzano. Giacomo Lorenzini. Gianni Costi. Santa Torre. E noi siamo i Allora, tu sei anche la rappresentanza delle due associazioni, no? Allora, scusa, dire ha fatto... No, aspetta, fatto con i... volevo dire quello. Di qualche mese. Non so. È una testata che diamo sempre quando invitiamo delle associazioni e ci ho messo una frasetta mia, quest'anno ho aiutato. Ogni verso è un seme che fiorisce nell'anima di chi ascolta. Perfetto. Te le do sia della porta vecchia, Grazie. guarda là, Grazie. te la farò fuori da poco dal video, e questa della I Gioiosi di Corte Gioia. Benissimo, grazie. E Molto bene, grazie, grazie, grazie. Ecco, vado. Sia per la Elvira, che sei sempre presente, guardiamo là, dopo mi viene fuori la foto. Ecco, grazie, ti ringrazio. Se scendiamo sempre sposto al dopo. Grazie. Poi volevo che voi musicisti ho preparato per voi il maestro Claudio Ferricastro per aver partecipato al quinto raduno provinciale di poeti veronesi, maestro Roberto Greggio per aver partecipato al quinto raduno provinciale di poeti di il canto è il discorso esaltando la passione più elevata, la musica è il linguaggio della passione. Questa canzone l'ho scritta poco tempo fa ed è dedicata a tutte quelle persone che amano i tramonti, le colline dei ciliegi, che mi ricorda anche tanto Battisti, e il silenzio, ma anche le persone che amano dire alle persone che vogliono bene, che le vogliono bene e che stanno bene insieme con lei. Domani il mondo non finirà. Quando salgo la collina
fosse soltanto avere un buon lavoro, un frigorifero fornito e cicatrici in fondo al cuore, la casa piena di ricordi e compleanni da stappare, un amore senza grandi novità, come un difetto dell'umanità, come una regola. L'ultima canzone che poi ci salutiamo la fa Alberto ed è un omaggio a David Gilmour. David Floyd, sì. David Floyd. A me piace. Buon ascolto e a presto. E grazie a tutti, grazie a Jerry, grazie al nostro amico. Grazie a voi. Grazie a voi. A tutti voi che avete avuto tanta pazienza di restare qui fino ad adesso. Giù c'è il rinfresco tra poco. Non manchiamo. È l'insieme che conta. Certamente. Perché da soli siamo niente, insieme siamo una forza bella. Esatto. Ci divertiamo, ci parliamo, qualche volta se mandiamo mica al posto, con piacere anche. Quando ma vai in ora, magari. Non è un'offesa, è un augurio. Buono. Anche noi Ok, la canzone si chiama Between Two Points, tra due punti. Se volevi venire soltanto la musica di chiusura. Ah, beh, scusa. Bene, finito la registrazione, vi diamo appuntamento al prossimo anno, sperando di vedervi ancora più numerosi. E Jerry Brighenti vi saluta dal Chiostro di Poeti e dal quinto raduno provinciale di poeti veronesi. Ciao ragazzi, Jerry Brighenti.